quello che a noi importa è, come abbiamo scritto nel manifesto che trovate sulle vostre sedie, che la letteratura esprima in qualche modo la verità, perché come diceva Sciascia, noi l'abbiamo scritto anche in questo Aleph, l'Italia è un paese senza verità, lo diceva 30 anni fa, l'Italia continua a essere probabilmente un paese senza verità e la letteratura ha sempre più il dovere di indagare sulla verità, giusto o sbagliato che sia, con qualunque prospettiva, e questo speriamo che da questa rassegna possa uscire ed evincersi bene, ed è per questo che anche Giorgio Fontana è stato invitato qui ad aprire la rassegna, perché proprio Giorgio Fontana si chiedeva del problema verità su questo Aleph che vedete con Sciascia e continua a interrogarsi da una vita, da quando almeno ha iniziato la sua carriera letteraria, di verità. Gero, prima di passare la parola a Giorgio, volevo sottolineare un aspetto che non dobbiamo dimenticare nell'ascoltarlo. Giorgio, per la sua età, questa Italia è l'unica che lui conosce. Lui non ne conosce nessun'altra perché non ha vissuto, come chi alla mia età o qualcuno di voi, oppure alla mia età, un'Italia diversa da quella berlusconiana. È un limite questo forse per Giorgio, perché per esempio l'Italia un po' come dire eroica, se vogliamo un po' troppo ideologizzata, ma piena di grandi speranze, dei movimenti politici, quando pensavamo Peppe da ragazzi di poter anche noi cambiare il mondo, lui quella non l'ha vissuta, quelle grandi aggregazioni, quelle grandi passioni civili e morali, in questa Italia lui non le ha mai viste. Ed è importante sottolineare questa cosa, è anche molto intrigante. Grazie a Giorgio. Adesso ascoltiamolo, Gero. Ora, prima di ascoltare Giorgio, io volevo appunto iniziare questa rassegna, dato che, come ha detto giustamente Massimo Muglia poco fa, noi siamo in quella che vogliamo anche proporre come una trasmissione. È da tempo che noi tentiamo con Amedeo di portare la letteratura alla gente, ma di portarla alla gente il più possibile anche tramite la televisione. E quindi, come ogni spettacolo che si rispetti, abbiamo voluto condirlo con qualcosa che non sia soltanto l'arte letteraria, ma l'arte musicale. E quindi io volevo presentarvi due chitarristi sempre in tema under 35, due chitarristi giovanissimi, sono Fausto Savatteri e Alfonso Salamone, che introdurranno questa serata con le loro arti chitarristiche e con la loro bravura. Quindi grazie ragazzi, prego, a voi la voce.
È impensabile che la verità abbia ancora un effetto dirompente, perché il suo valore, come vedremo, è stato ampiamente eroso dai media. Ma è anche impensabile, d'altro canto, che un Presidente del Consiglio sia indagato per concussione e prostituzione minorile e rinunci pervicacemente a dimettersi o a ammettere i propri errori. È impensabile assistere alla totale egemonia sottoculturale, per citare il libro di Massimiliano Panerari, che domina lo spirito di questi tempi, per cui qualunque forma di cultura autentica è necessariamente minoritaria, additata come aliena, quasi motivo di vergogna. Tante cose sono davvero impensabili, è segno di una crisi che non può essere annacquata nell'italianità passata, di qualsiasi cosa si tratti. Di fronte a questo stile di pensiero non mi resta che alzare come ultimo scudo una frase di Adorno. Alla critica delle tendenze della società attuale si obietta automaticamente, prima ancora che sia stata interamente formulata, che le cose sono sempre andate così. L'indignazione, che viene prontamente respinta, testimonierebbe solo di una scarsa penetrazione nell'invariabilità della storia, di una irragionevolezza superbamente diagnosticata da tutti come isteria. Si rimprovera inoltre nell'accusatore di volersi mettere in mostra col suo attacco, di ambire al privilegio del particolare, mentre ciò che suscita il suo sdegno è triviale, è noto a tutti e non ha senso pretendere che gli altri perdano il tempo ad occuparsene. Dunque, ecco la mia tesi. Berlusconi non è né la causa né l'effetto della crisi che stiamo vivendo, è in qualche modo entrambi. Bene, grazie. Grazie a Giuseppe Innocente, che è il nostro attore che farà un'altra lettura alla fine di questa presentazione. Anche lui un under 35, come avete capito il nostro intento è quello di dare spazio al meglio della nostra generazione, partendo e facendoci assistere da quelle che sono le migliori menti, riteniamo, di questa generazione ad Agrigento, e chiamando quindi da fuori Agrigento anche le menti migliori di questa generazione, per far intendere che anche noi, in questa generazione che ha tanti difetti, questa generazione che è molto attaccata perché è nata nel benessere, perché è spesso ignava, spesso inerte, spesso nata con una mentalità profittatrice che prolifera. E queste sono le cose che indagheremo insieme a Giorgio questa sera. Vogliamo dare una dimostrazione che c'è, come Giano bifronte, un'altra faccia della medaglia e che anche questa generazione ha ancora molto da dire. Bene, ora prima di addentrarci nel dialogo con Giorgio Fontana, io volevo che Amedeo, che insieme a me e insieme al Comune ha organizzato questa iniziativa, da anni io e Amedeo abbiamo appunto suggellato questo sodalizio che ci porta in un modo o nell'altro a condividere queste passioni, a voler la passione della letteratura e a voler dare anche al pubblico agrigentino quello che pensiamo sia il meglio della letteratura italiana.
E quindi volevo che Amedeo, anche lui, si esprimesse in merito a questa rassegna, dato che lui con me l'ha pensata, con me l'ha concepita, con me l'ha sentita, perché Amedeo ha, come gli uomini che sono avvezzi alle belle lettere, alle arti, questa debolezza. Non sente le cose solo nella testa, ma principalmente dallo stomaco e dal cuore. Quindi prego Amedeo. Sì, grazie a tutti per la presenza. Io ringrazio il Comune di Agrigento che ci ha dato l'occasione appunto di organizzare questa rassegna. Sono felicissimo di presentare Giorgio Fontana perché presenta, diciamo, il suo libro La velocità del buio, apre questo discorso che già Massimo e Gero hanno portato avanti in maniera molto lucida. Il libro è un libro sulla contemporaneità e su quello che è la visione dell'Italia di oggi, è innanzitutto dentro la testa e dentro il cuore di un ragazzo di 30 anni che ha il coraggio di scrivere le cose che ha scritto Giorgio e presenta un'analisi lucida, completa e totale di questo rapporto appunto che sono gli ultimi 20 anni di politica e di rapporto della politica con l'individuo. E ho trovato il libro di Giorgio molto interessante per una serie di riferimenti bibliografici, vi garantisco che leggendo il libro ve ne accorgerete. Giorgio ha letto tantissimo ed è riuscito ad esprimere nella sua analisi tutta una serie di riferimenti, di citazioni che partono da Gobetti, da Gramsci, arrivano ai giorni d'oggi e ha dato un quadro completo di quello che molte volte noi pensiamo della politica d'oggi, della nostra contemporaneità, e che non siamo in grado più di esprimere, un po' per sdegno, un po' perché forse siamo troppo rassegnati. Io ho quasi 50 anni e mi rendo conto che la mia rassegnazione è quella di molti della mia età, dei miei coetanei che frequentano la libreria, dove vivo quasi 10 ore al giorno, quindi ho poco contatto con quello che è il mondo esterno e la socializzazione. La mia socializzazione è dentro la libreria, però mi rendo conto che appunto la mia generazione forse si sta spegnendo di fronte a questa rassegnazione. Nelle parole di Giorgio, nella sua analisi, ho trovato un grande senso di motivazione e spero di trasmettere questa motivazione a tutte quelle giovani generazioni che quando entrano in libreria mi danno grande soddisfazione, perché sono proprio le nuove generazioni che stanno nascendo qui ad Agrigento. Io sono il termometro che esprime quotidianamente questo tipo di sentimento nei rapporti della letteratura, della politica, del nostro vivere quotidiano, che stanno iniziando un percorso di lettura molto ma molto interessante. Vedo che questo percorso di lettura sta andando avanti, si parte con Calvino, si arriva ai tempi di oggi e si legge anche roba piuttosto interessante e sono contentissimo che Giorgio in questa fase dai quindicenni ai cinquantenni rappresenti quella via di mezzo che spero porti molti a riflettere su quello che la nostra vita quotidiana, il nostro contemporaneo ci presenta. Giorgio Fontana, La velocità del buio. Bene, grazie Amedeo. E allora è giunto quindi finalmente il momento di addentrarci, finalmente dopo questi lunghissimi preamboli, scusateci per questi, nel vivo appunto di questa narrazione. E ora io vi voglio fare una piccola premessa su Giorgio. Giorgio l'ho conosciuto anni fa perché Giorgio aveva anche lui una rivista, Eleanor Rigby, e quindi in questo ambito di rivistaroli indipendenti ci siamo incontrati fra una birra e l'altra alla Scighera a Milano, il Circolo Arci, durante quella che era un contest, una serie di presentazioni, diciamo, fra riviste, una gara fra riviste. Allora quella sera ci siamo presentati, io lo conoscevo già per alcuni suoi scritti, Giorgio mi sa già pubblicato il suo primo romanzo e quindi
Con Giorgio ci si è conosciuti, siamo rimasti in contatto tramite questi miracolosi mezzi che abbiamo oggi, che sono i social network. Poi Giorgio ha continuato il rapporto con l'Aleph e ci ha dato un preziosissimo contributo, come dicevo prima, su questo numero, il numero 11 dell'Aleph, che era dedicato interamente a Leonardo Sciascia, che è un numero che in un modo o nell'altro anche il saggio di Giorgio ci aveva stupito, perché noi avevamo pensato questo numero, come tutti gli altri, con uno speciale dedicato a Leonardo Sciascia, appunto, e ci siamo resi conto però che altri interventi, che erano quello di Giulia Cini, quello di Giorgio e anche l'intervista a un grandissimo scrittore come Antonio Moresco, avevano questo filo conduttore sotteso ed invisibile che era la verità. Tutti, anche nei racconti, c'è stato pubblicato un racconto di Roberto Mandracchia, uno l'ho pubblicato io, tutti gli interventi narrativi, finzionali o meno, avevano questa trama, è una cosa che forse non è capitata in nessun altro nostro numero, questa coerenza interna che era quella della verità. Ora Giorgio esce, come dicevo prima, con un saggio molto tosto, molto pregno di contenuti, che è La velocità del buio. Dicevo prima che ovviamente è un saggio, non è facile parlare di Berlusconi oggi, che ne ha parlato chiunque in Italia, ne ha parlato gente dal nome molto più altisonante di Giorgio, ne ha parlato gente molto più famosa di Giorgio e molto più adulta di Giorgio, con molta più esperienza alle spalle. Ebbene, questo è quello che forse conferisce a Giorgio Fontana e alla velocità del buio la dignità di grande saggio, come diceva Amedeo poco fa, perché la prospettiva che può offrire un trentenne come Giorgio Fontana è più che rara unica, perché io è l'unico saggio che conosco di questo spessore su questo tema, sul berlusconismo e sull'italianità attraverso il berlusconismo. Precisiamo bene, appunto, quello che diceva Massimo Muglia era proprio questo, che Berlusconi, abbiamo letto poco fa, non è né la causa né l'effetto della crisi che stiamo vivendo, e in qualche modo entrambi. Berlusconi, piaccia ai suoi detrattori o piaccia ai suoi sostenitori o non piaccia ai suoi sostenitori, è comunque una figura dominante. Io ho pensato più volte che negli ultimi sicuramente 15 anni, quindi da quando anche un po' mastico le cose della politica, da quando leggo i giornali, ecco, la parola Berlusconi per me è stata forse quotidianamente ineludibile, ma più della parola Dio. Dice Giorgio in questo saggio che la parola Dio si trova su Google in maggior numero rispetto a Berlusconi, mentre altri italiani famosi come Galileo, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri hanno un minor ranking su Google. Ebbene, io penso che in un modo o nell'altro, nel bene o nel male, di Berlusconi in qualche modo se ne sia parlato. E ora stasera ne parleremo con Giorgio, perché noi vogliamo parlare, come abbiamo detto, di quella che è la generazione più giovane, dei suoi problemi, dei suoi disagi e delle sue speranze. E in un modo o nell'altro, vogliamo o non vogliamo, qualunque settore della vita del nostro paese è caratterizzato o comunque ha in mezzo, trova sempre questa figura così ingombrante, una figura quasi paterna e patrigna. E allora Giorgio, ora ci parli un po' della genesi e della gestazione di questo La velocità del buio. Cioè, è una sfida che penso in qualche modo ti abbia spaventato. Com'è che hai deciso, hai avuto il fegato di affrontarla? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito e sono felicissimo di essere qui ad Agrigento. Grazie. È la mia prima volta nella vostra città, spero assolutamente non l'ultima. Dunque, l'idea della velocità del buio è sempre difficile datare il momento in cui un'idea nasce, soprattutto se si è confusionari nelle idee come me e si hanno troppe idee come me. Io credo che i problemi di fondo di questo libro, che sono problemi fondamentalmente filosofici, quindi il problema della verità, il problema dell'etica pubblica e altri, mi abbiano sempre un po' accompagnato. Io poi sono laureato in filosofia, quindi sono problemi che mastico da quando ho 20 anni. Una prima, se dovessi ritrovare un po' una traccia, sta proprio forse in questo saggetto che scrissi per l'Aleph,
che parlava proprio del problema della verità, che ritorna spesso in questo saggio. Ci ho iniziato a lavorare concretamente un paio d'anni fa, 2 anni e mezzo fa. Perché? Perché continuavo, come diceva Gero, la mia età adulta è stata segnata da questo mantra, per cui ogni giorno della propria vita viene scandito dalla ripetizione della parola Berlusconi. Ho cominciato a leggere un po' di più per informarmi su questo fenomeno, soprattutto sul fenomeno del cosiddetto berlusconismo, che a mio avviso è una parola che tutti usano senza bene sapere cosa significhi. Io in questo libro ho cercato di dare una mia definizione, almeno per mettere le cose in chiaro. E più andavo avanti nella lettura di saggi legati al presente, e più mi accorgevo di quello che ai miei occhi era un limite. Il fatto che si tendeva ad affrontare questi anni, uso questa metafora, alla travaglio, cioè carte alla mano. È giustissimo affrontarli dal punto di vista dei fatti, delle inchieste, dei ragionamenti, dei dati, non basta. A mio avviso l'unico modo per comprendere veramente questi anni e per regalare un barlume di speranza agli anni che seguiranno è quello di indagarne il senso, di indagarne il significato profondo, e quindi usare categorie che non sono semplicemente quelle dell'informazione e dei dati, ma appunto categorie più alte, quella della verità, dell'etica pubblica, della razionalità in primo luogo. Quindi mi sono messo a stendere degli appunti a riguardo in maniera sempre confusionaria, e poi piano piano il saggio ha preso forma fino alla forma conclusiva, che è stata data appunto ai primissimi mesi di quest'anno, perché poi è uscito a fine aprile. Ecco, tu hai fatto proprio riferimento, mi ricollego a quest'ultima cosa che hai detto. Giorgio fa riferimento qua dentro all'Ecclesiaste, parlando appunto di 3 corde che sono per l'appunto verità, etica e razionalità. Tu hai ravvisato nella base di questa malattia italiana, di questa anomalia italiana, appunto una deficienza di questi 3 elementi. Ora vorrei che tu invece proprio parlassi proprio di questo, e vorrei che tu lo facessi sempre in relazione a quella che è la fascia d'età con cui ti confronti di più, perché poi ovviamente parleremo di quello che è il mondo del lavoro, e là ci si scontra con un mondo più adulto, più massonico, se vogliamo, più consolidato, più preistorico, composto da dinosauri. Però invece su queste 3 corde possiamo fare un discorso più italiano, quindi magari parti dall'italianità e poi mi dici un po' se, dato che qua non lo specifichi, se i giovani, chiamiamoli così, è una definizione generica, se i nostri coetanei, quelli delle generazioni più recenti, subiscono anche loro la mancanza di queste 3 corde. Allora, rispondo partendo dall'ultima domanda, e la risposta è sì, nel senso che io sono convinto che le radiazioni di quello che io definisco, a mio avviso, il berlusconismo, cioè la spaccatura di questa corda a 3 capi, come la citazione dell'Ecclesiaste è: una corda a 3 capi non si rompe facilmente, e invece qua si è rotta anche abbastanza facilmente, e i 3 capi sono quello della verità, della razionalità e dell'etica. Allora, in sintesi, cosa significa rompere la corda, il capo della verità? Significa che in un regime in cui si è abituati alla menzogna totale, continua, e soprattutto allo spregio del fatto messo in fronte, quando sentite quando saltano fuori milioni di scandali o milioni di fatti accertati riguardo non solo a politici ma anche soprattutto a politici, ma imprenditori eccetera, qual è la primissima reazione? Negare fino alla morte, negare ogni evidenza. È una cosa che tendenzialmente ho visto ripetersi anche nella vita quotidiana, è una cosa molto pericolosa, perché una volta che si comincia a perdere la forza del rapporto tra verità e menzogna, cioè l'idea che la verità sia qualcosa che vada al di là del potere, come di fatto è, perché 2 più 2 fa 4, qualsiasi che piova, che faccia il sole, che ci sia il re o che ci sia la Repubblica. Invece in questo regime comincia a non essere così. È un primo passo verso dei regimi un po' più brutti, ed è soprattutto a livello interiore, più che a livello politico. Per quanto riguarda la razionalità, il passo è breve, perché lo scopo di una buona argomentazione razionale è quello di arrivare alla verità, o quantomeno a cercarla in maniera condivisa. Se noi assistiamo dalla strada, io dico sempre, la tecnica che usano i politici ad anno zero è la stessa che usano gli attaccanti di Serie A quando litigano, cioè urlare il più forte dell'altro e far vedere che io ho ragione, tu no, senza quasi mai vengano messe in campo delle argomentazioni solide. Questo significa avere scarso rispetto per la razionalità e
tanto rispetto per il potere, che è una cosa a mio avviso molto pericolosa. E l'etica ne discende di conseguenza. Quando perdiamo il rapporto con l'idea del vero, quando perdiamo il rapporto con l'idea che questa verità possa essere raggiunta razionalmente, che quindi sia accessibile a chiunque, badate bene, non è soltanto un discorso, adesso detto così sembra molto astratto, ma difendere questi valori significa fare in modo che un ragazzino quindicenne di origini tunisine possa dire le stesse identiche cose, apprenderle e difenderle esattamente come può farlo un signorotto di 70 anni nato in Brianza e con 1 milione di euro nel conto corrente, perché la verità e la razionalità sono cose che vanno oltre queste cose. Spregiarle significa mettere in pericolo l'etica pubblica in quanto tale, significa mettere in pericolo l'idea che ci si possa difendere con degli strumenti condivisi e che valga comunque la legge di quello che è uno dei mali più gravi dell'Italia, cioè l'idea che qualunque uso del potere corrisponda al suo abuso. E in questo credo che sia un po' lo sfregio peggiore in assoluto, che porta poi a quella diseguaglianza sociale che vediamo quotidianamente. C'è un dato che dovremmo prendere in considerazione, che tu hai riportato fra i tanti testi in cui sei andato a scavare e che hai citato. Il dato è ovviamente quello sotto gli occhi di tutti del minor attaccamento degli italiani a quella che, se vogliamo, è l'ideologia, nel senso, fino a un po' di decenni fa sappiamo benissimo che partiti forti ideologicamente come il Partito Comunista erano partiti che raccoglievano gente che aveva un alto istinto sociale, comunque vi era una forte voglia di protestare per i propri diritti, di ricercare, se vogliamo, quindi se vogliamo, anche se non tutte le intelligenze del popolo espresso dall'elettorato del Partito Comunista certamente non erano tutti intellettuali, anzi il Partito Comunista ebbe grossi problemi con gli intellettuali, ricordiamo gente come Elio Petri fu espulsa dal partito, Pavese e Vittorini non ebbero ottimi rapporti col partito nemmeno loro. Quindi la storia umana è un'altra, ma dal punto di vista del popolo sicuramente questo impegno era maggiore e forse quindi la ricerca dell'etica, della razionalità e della verità era da un canto maggiore. Su questo correggimi se sbaglio. D'altro canto, col passare dei decenni il Partito Comunista è tramontato, è caduto il muro di Berlino e adesso ci ritroviamo con una situazione forse di orfanità, Giorgio, io penso che la nostra generazione la subisca forse questa orfanità. Io voglio capire se il problema è soltanto storico a questo punto, perché noi, come le generazioni più giovani, diciamo, sembrano ricercare meno la verità, l'etica e la razionalità, perché si adagiano in questo benessere rispetto anche a quelle che erano nei decenni passati le lotte per conquistare qualcosa che era il benessere mancato? Allora, è una domanda molto complessa, quindi la risposta dovrà essere altrettanto ai voi. Io credo che lo snodo fondamentale sia stato, non lo dico solo io, però fondamentalmente negli anni '80. Gli anni '80 che sono stati una sorta di grande sbornia collettiva con la filosofia degli yuppie e l'idea che i soldi ci fossero un po' per tutti, come di fatto ce n'erano parecchi che circolavano, nonostante il debito pubblico fosse alle stelle. Quindi questa sorta è come se in quegli anni si fossero un po' impiantati quei germi di irresponsabilità che poi ci siamo ritrovati anche 30 anni dopo in pieno. Quello che è successo dopo, e lo sappiamo tutti, dopo Tangentopoli, dopo i terribili anni del 92 del 93, c'è stato un lento e difficile tentativo di recuperare determinate soglie sociali, ma la grande spaccatura fu quella di una crisi totale della fiducia nella politica, totale, e che non a caso fu accompagnata poi dall'avvento di Berlusconi, che esattamente politico non fu e non è, nel senso che egli per primo disse: io voglio portare qualcosa che sia nuovo, che sia diverso. In effetti lo fece, questo bisogna dargli atto, fece una cosa che non si può esattamente definire positiva, però era segno di quegli anni ed è segno di questi anni. Per quanto riguarda la nostra generazione, dunque, io credo che noi, appunto, come parlo
di noi under 35, facciamo questo cappello vago, ma in qualche modo generalizziamo così utile. Siamo cresciuti effettivamente in una società del benessere. Io ho avuto probabilmente l'infanzia più felice di tutta la mia stirpe in assoluto, assolutamente. Non mi è mancato nulla e ne sono molto lieto. Il grosso problema è che la nostra età adulta è iniziata con una crisi profonda. L'idea che i nostri padri avevano ingenuamente ma generosamente, cioè l'idea che questa scia continuasse, che stessimo meglio di loro, è crollata, e quindi siamo un po' sia orfani di un ideale collettivo, come tu citavi ad esempio la crisi dei grandi partiti, ma anche orfani di una promessa in qualche modo. Questa non è una colpa che additerei, e soprattutto non è un problema che ci deve limitare, però in qualche modo siamo in una situazione di stallo, di inquietudine, anzi più che di stallo, preferisco dire, una situazione di estrema fragilità, una situazione dove grandi narrazioni politiche sono venute completamente a mancare, una situazione dove anche grandi narrazioni sociali sono venute completamente a mancare. Una situazione dove si sente molto profondamente l'atomismo, l'individualismo e la spaccatura, e in cui ci si sente pesantemente fragili, e questo va a toccare tantissime cose anche nella vita più intima e quotidiana. Io vedo per esperienza mia, per esperienza altrui, quanto è spaventosamente difficile custodire l'amore in questi anni, quanto è spaventosamente difficile custodire i rapporti, quanto è faticoso essere buoni. La dico come la direbbe un bambino di 10 anni, ma è così, è molto faticoso. Questa tabula rasa però è anche da un certo punto di vista esaltante, nel senso che si possono ricostruire tante cose, ci sono tante nuove possibilità che si parano davanti a noi. Io non credo che dobbiamo in alcun modo peccare di nostalgia per ciò che non abbiamo avuto, anzi, come dicevo, io credo che l'unico valore aggiunto di avere 30 anni sia quello di non avere nostalgie per niente, perché appunto sono cresciuto come individuo pubblico con una crisi, e questo ha fatto in modo che mi possa riferire nel saggio a Kant, Gobetti e Wittgenstein piuttosto che citare 12.000 volte Berlinguer o parlare di fedeltà alla linea. Però inevitabilmente si tratta di un compito particolarmente complesso. Volevo chiedere una domanda che mi è particolarmente cara, scusami, è questa. Ascoltandoti, leggendo questo libro, mi sembra che tu ti ascriva un po' al pieno postmoderno, anche nell'impostazione, in questa ricerca, come dire, anche del frammento, la citazione, questo libro che non è ideologico, non è didascalico, non è pedagogico, che affronta una realtà rifiutando il dogmatismo, i fondamenti, le scuole, le ideologie. È un modello che si ascrive, secondo me, egregiamente in quella che ormai noi indichiamo come superamento della modernità ed entrata in un mondo culturale dove andiamo un po' a tentoni. Io penso che tu recuperi fortemente non solo la lezione di Lyotard con la fine dei metaracconti, dei grandi racconti, e li rifiuti consapevolmente. Allora la domanda che ti faccio è: certo, recuperi alcune lezioni del passato, io vedo l'illuminismo e lo citi, ma anche il Vangelo mi sembra una citazione che tu fai in maniera molto consapevole, ma è quello che ti volevo chiedere: il tuo è un postmodernismo, se lo è, di necessità o di scelta? Io, allora, è una domanda molto acuta, perché non mi ero mai posto la questione del postmodernismo, in quanto di per me mi sento abbastanza lontano sia per formazione che per indole da questo, diciamo, alone contemporaneo. Però è inevitabile che mi tocchi per certi punti di vista, e per formazione e per anche per età, insomma, per essere cresciuto in anni particolarmente postmoderni. La letteratura di questo ambito in sé, o anche la saggistica, mi interessano di lato. Io credo che ci siano degli ottimi spunti per quanto riguarda lo svecchiamento e l'evitare delle sacche dogmatiche, in questo senso, cioè il fare dei lavori accademici che magari sono
impeccabili ma non raccontano veramente nulla. Dall'altro però sono profondamente critico dal punto di vista morale all'etica del postmoderno, questa sorta di siamo confusi e quindi si può fare un po' tutto. Per citare Marco Mancassola che mi seguirà, invece io dico no, non saremo confusi per sempre. C'è un'eredità a cui possiamo guardare, che è un'eredità che passa da molto lunga, molto lontana, che va appunto dai grandi pensatori liberali italiani, io cito spesso Gobetti, spesso e volentieri, dall'illuminismo, ma da prima ancora dal grande illuminismo greco, di cui qua poi siamo testimoni in questa terra. Insomma, una sorta di linea di fratellanza comune che attraversa i secoli e che cerca di ricomporre tutti quei pezzi del mosaico che sembrano infranti, ma che invece a mio avviso lo sono solo provvisoriamente. Io invece volevo adesso addentrarmi su un problema che diciamo interessa un po' tutti, che è quello del lavoro. Ora c'è Giorgio che ha iniziato il suo pezzo qua sull'Aleph ai tempi in questo modo. Più di 2 anni fa iniziai uno stage come assistente di una PR. Lei era brillantissima e molto capace. Il secondo giorno mi confidò il suo credo: tutto quello che dobbiamo fare è mentire con classe. Dopo una settimana me ne andai, non perché trovassi scorretto quel tipo di lavoro, quasi tutto il mondo della comunicazione si fonda su questa premessa, semplicemente a me risultava impensabile. Avevo sempre cercato di puntare dritto alla verità. Ecco, quindi questo già è un meccanismo con cui poi Giorgio più avanti diciamo dipane il problema della verità in altri termini, però già lo spunto per me era interessantissimo, perché è uno dei problemi più scottanti con cui la nostra generazione si deve porre, con cui deve fare i conti. Ora Giorgio, tu che di curriculum ne hai mandati, ne mandi tanti, che di lavori ne hai fatti tanti e di pagamenti ne hai ancora anche in arretrato, raccontaci un po' quello che è il lavoro, per quella che è la tua esperienza nell'epoca del berlusconismo, il lavoro nei suoi meccanismi fallaci di menzogna e in quelle che sono invece le storture pratiche. Allora, io come tanti giovani della mia età ho iniziato a lavorare immediatamente dopo la laurea, quindi avevo 24 anni, prima facevo lavoretti da universitario che non contiamo. È stato francamente tragico, lo dico con abbastanza consapevolezza del termine, nel senso che ho cambiato un sacco di lavori, ho lavorato in un call center, ho lavorato come servizio clienti in una grande libreria online, ho lavorato come commesso in un negozio di spedizioni postali, ho fatto il libraio part-time durante le stagioni invernali con contratti di 20 giorni, se non vado errato, che poi venivano rinnovati di 7 giorni, poi di 3 giorni, poi basta, perché le vacanze finivano e quindi giustamente non avevano più bisogno. Ho fatto parecchia gavetta, continuo a farla anche se adesso faccio un lavoro che mi piace e che mi appassiona, sono web editor di una rivista online. Io credo che una delle problematiche essenziali sia il totale spregio del lavoro in quanto tale che viene comunicato. Io mi sono trovato veramente quasi tutte le volte in condizioni in cui l'idea del lavoro da parte di gente che ha lavorato una vita veniva considerata come qualcosa di vago, poco importante. E non parlo soltanto di forme di precariato, che questo è un altro di quei termini a tu che si ripetono milioni di volte senza mai capire bene cosa voglia dire. La questione del precariato è una delle tante questioni che informa non solo la mia generazione, ma anche la questione stessa del lavoro. I lavori a termine esistono in tutto il mondo. Il fatto è che in Inghilterra, se ti facciamo un contratto di 6 mesi, ti paghiamo 4 volte il contratto abituale, perché ovviamente la brevità viene ricompensata in altra maniera. In Italia ti pagano la metà. Quindi ci sono tanti piani, c'è la legalizzazione, la non legalizzazione, l'utilizzo quasi legalizzato di forme contrattuali folli come le partite IVA utilizzate come se fossero contratti a tempo indeterminato, insomma tante cose che leggete nella cronaca. Quello che nella cronaca non risulta, che invece è particolarmente doloroso, è tutto quello che veramente vorrei
sottolineare, che cerco di farlo anche un po' nel mio lavoro, è che quello che emerge dal dato fattuale è la metà della metà, nel senso che bisogna considerare tutto l'iceberg nascosto fatto di frustrazione, di dolore, di depressione, anche di scoramento e di sensazione di non essere per nulla adeguati a questa società e di non sapere che cosa fare. Giusto poco fa, non per fare della cronaca macabra, ma lo leggevo quando aspettavo Gero nella hall dell'albergo, leggevo 7, c'era un articolo di 7 del Corriere della Sera che parlava di 3 uomini di poco più di 40 anni che si sono suicidati perché non trovavano lavoro. Fa parte di un numero che credo ammonti a centinaia negli ultimi 2 anni di persone così. Ora, è un paese occidentale, dell'Europa occidentale, che si trova in una condizione di questo tipo e la cui narrazione di questa precarietà, di questa fatica, di questo dolore viene anche un po' banalizzata per molti versi, è un problema enorme. È un problema enorme e che si pone spesso in maniera errata. È un problema soprattutto, insisto, in termini di dispendio mostruoso di energie intellettuali e fisiche che sono perdute e purtroppo a volte perdute per sempre, come ci spiegano questi ragazzi. Bene, ora io ovviamente ci sarebbero tantissime domande da fare a Giorgio, ma per questioni di economia di tempo e anche diciamo di democrazia culturale noi abbiamo coinvolto, come abbiamo detto, io e Amedeo avevamo l'intento proprio di coinvolgere le migliori menti fra le generazioni più giovani di questa città e fra queste quindi abbiamo il nostro giovane Loris Magro che ha 21 anni, io lo invito a venire qui, fategli un applauso perché Loris è un ragazzo che fa parte di un'associazione che si chiama Asterischi, lui ha 21 anni, studia lettere, lui fa lingue addirittura, ma io fino ad oggi credevo lettere perché Loris ha un'alta attitudine alla critica letteraria, ha un bell'occhio e una bella sensibilità e quindi io gli ho chiesto per ogni intervento, per ogni appuntamento, di fare un intervento in rappresentanza della sua associazione, che ha anche un sito internet molto interessante, e di dirci cosa abbia pensato brevemente del libro e di porre un quesito al nostro autore di turno. Prego Loris. Grazie. Allora, io devo dire che ho trovato molto interessante La velocità del buio, come avevo trovato molto interessante un altro libro sul berlusconismo, La vita quotidiana in Italia ai tempi di Silvio, di Enrico Brizzi, che era uscito per La Terza. L'ho trovato interessanti perché riescono a narrare la realtà, non sono né saggi né opere prettamente narrative, quindi riescono accessibili a tutti, ma riescono a portare una verità con sé, che è appunto quello che hai detto, hai cercato di fare. Poi all'interno poi del libro, quello che ho trovato molto interessante è stato il discorso sulla costruzione di una retorica opposta ma uguale, speculare in un certo senso, a quella berlusconiana da parte di Repubblica. È qualcosa che nessuno dice mai, perché appunto chi è un detrattore di Berlusconi di solito deve cercare dei riferimenti in cui ritrovarsi a livello culturale, istituzionale. E quello su cui ragionavo è non rischiamo che una volta finito Berlusconi come persona, queste antiretoriche vicine alla sinistra e non solo prendano il posto di Berlusconi e continuino a esistere al di là di Berlusconi? Domanda che non mi era stata mai posta e che è molto intelligente. C'è sicuramente la possibilità. A me appaiono delle retoriche che senza il mostro perdono potere. È un po' come qualcosa di simile al Cavaliere di Ventura che dopo che ha ucciso tutti i nemici non sa più che cosa fare e diventa frate generalmente. Non che voglia dire che Ezio Mauro di Repubblica diventerà frate, però mi sembrano delle retoriche che siano inevitabilmente combinate e bipolari alla retorica berlusconiana. Ciò detto, non è assolutamente impensabile che esse stesse diventino un po' la narrazione predominante. È un rischio molto forte, perché io penso ad altri tipi di retoriche
berlusconiane, ma altrettanto deboli come la retorica di Veltroni, ad esempio, per citarne uno, che non funziona, non aderisce veramente alla realtà, non morde, non è quel pugno nello stomaco, non è neanche quella pacata razionalità lucida, Obama, per citare l'esempio facile, che ci viene mostrata. C'è un grosso problema di linguaggio nell'Italia di oggi, che non si esaurisce nel problema linguistico di Berlusconi, quindi nella banalizzazione della parola e nello spregio della verità, ma c'è anche un grave problema di linguaggio dall'altra parte, quindi un problema di linguaggio vecchio, polveroso, stantio, che puzza di picus per molti versi, e c'è anche una necessità radicale di reinventarsi una lingua nuova. Io, più che appunto inventare una nuova retorica, intenderei, come giustamente suggeriva Loris, a spezzare il cerchio di queste due retoriche una contro l'altra e di formare e ritornare un po' una lingua sana, aderente ai fatti, che è un po', in questo lo citiamo nuovamente e lo citiamo con maggior piacere ancora perché siamo qui, l'idea sciasciana un po' della ricerca del vero. La lingua di Sciascia è un esempio meraviglioso di bellezza e aderenza ai fatti allo stesso modo, e mi sembra un ottimo esempio da cui ripartire. Bene. Grazie. Ora io una domanda, come abbiamo detto, noi vogliamo dare spazio alle generazioni più giovani, ma per me è anche importante il confronto con quelle che sono le generazioni, se vogliamo, che sono venute prima. Allora io vorrei subito stimolare un attimo un operatore culturale che è sempre stato attivo in questa città, l'avvocato Arnone, che politicamente secondo me è il più azzeccato per cominciare con una domanda o una provocazione al nostro Giorgio Fontana. Prego avvocato. Io ne vorrei fare più di una. A me piace la epica greca e vi traggo spesso metafore. Allora, nello scenario italiano Berlusconi è Achille, è di gran lunga il guerriero più forte. Riesce a fornirsi l'invulnerabilità attraverso le televisioni e ha soprattutto, rispetto agli altri, un vantaggio che immediatamente spiego. Achille non solo ha una tempestività nel dare i colpi, a me è piaciuto molto il film di Troy, nel momento in cui gli altri guerrieri davano 3 colpi, Achille ne aveva dati 33. Ora, Berlusconi ha questa tempestività, questa determinazione, e quando scende nell'arena, e ora spiegherò meglio il concetto, lui scende nell'arena sapendo che se perde esce con i piedi in avanti, mentre gli altri scendono nell'arena sapendo che se perdono vanno a fare poi il presidente del Copasir, come D'Alema, e comunque devono stare ad aggirarsi nel Parlamento, nella Camera, a cercare di galleggiare e di fare un qualcosa. La domanda Fontana, che mi sembra confuso. La domanda è, uno, se condivide che a confronto degli altri siamo in presenza di un Achille, se condivide che ha vinto grazie alla determinazione con cui fa fuori Santoro, condiziona la televisione e l'informazione e riesce a piazzare leggi che altri non avrebbero piazzato. La legge elettorale, ad esempio. Questi, diciamo, sono i temi portanti. E poi la capacità di difendere fino in fondo, e questa è un'innovazione berlusconiana, le cose più immonde, calpestando appunto la verità, contro chi non è in grado di controbattere su questo terreno. Vediamo che ci dice Giorgio. Allora, le risposte sono sì, sì e sì. E il dettaglio... Grazie. Faccio solo un dettaglio sull'ultima, che è la cosa più rilevante, che è quello che dicevo prima, cioè il fatto appunto di negare il fatto, negare l'evidenza fino alla fine, che non è soltanto una questione, è sicuramente una questione di opportunismo, ma è anche proprio una questione di temperie sociale, cioè l'idea che si possa tollerare in qualche modo che ci sia della gente che mente continuamente, spudoratamente, perché è lasciata libera di mentire spudoratamente e in maniera becera e schifosa.
Chi è Ettore? Questa è la domanda. Io credo che non ci sia nessun Ettore dall'altra parte in questo momento. Però c'è una sana risposta retorica che funziona sempre in questi casi, ma io credo sia profondamente vera che Ettore è un po' tutto il resto dell'Italia, l'Italia buona, l'Italia che non si piega a queste cose. Non è facile scagliare una freccia contro quel tallone, però ci si lavora per farlo in qualche modo e ci si lavora anche con l'impegno quotidiano. Sì, sì e sì. E non l'invulnerabilità, ma la sua enorme prestanza fisica rispetto a la sua capacità di leggere i tempi in maniera molto più attuale rispetto ai suoi avversari. Io chioserei anche che c'è una parte di Berlusconi che Agamennone, ma non vorrei continuare su questo argomento. Ruggero Fiorentino, passategli il microfono. Massimo, poi Sì, certo, faccio io. Ruggero è un'altra validamente, un giovane giornalista agrigentino, un'altra validamente under 35 della nostra città. Ti sto portando fra i migliori stasera, Gio. Grazie. Allora, vi ringrazio. Io volevo porgere all'autore una domanda, un quesito molto specifico, tornando ai 3 elementi: verità, etica e razionalità. Verità, etica e razionalità mancavano forse o quasi sicuramente anche nel periodo della Prima Repubblica, e io penso che solamente adesso, con l'avvento della Seconda Repubblica e quindi l'avvento dei social network, si abbia avuto la possibilità di misurare questi 3 elementi in maniera più acuta, in maniera più precisa. Mi spiego meglio. La verità, nella Prima Repubblica spiccava ad esempio un politico che era spesso accusato di essere ermetico, silenzioso, cupo, come Andreotti. Tutti si chiedono: ma Andreotti diceva la verità? Certo, ce lo chiediamo, non l'abbiamo mai saputo. Per quanto riguarda l'etica, io penso che prima non si poteva misurare così bene l'etica della politica, o è forse avvenuto tutto in fretta con l'avvento del berlusconismo. E la razionalità, per quanto riguarda la razionalità forse, ma è anche una domanda che ti porgo, sia un attimino manca perché con l'avvento della Seconda Repubblica siamo andati a trovarci in un sistema che preferisce la personalizzazione, la radicalizzazione della lotta, proprio tipica della Seconda Repubblica, mentre nella prima diciamo che la razionalità in un certo senso era più ovvia, le tribune politiche erano più spente, erano lente. Ecco, volevo che insomma mi rispondessi un attimo a questa domanda, e poi ti volevo chiedere, diciamo per finire, dopo la velocità del buio potremmo arrivare a una lentezza della luce? Allora, grazie per le domande. Dunque, messe così effettivamente sono obiezioni molto buone. Io quello di cui volevo parlare con questa corda a 3 capi non era essenzialmente connesso alla questione politica, ma più che altro alla questione sociale. Dal punto di vista politico sicuramente c'è un grave problema di mancanza di trasparenza e di pratiche della verità non ben riconosciute già nella Prima Repubblica. Io, peraltro cito appunto l'andreottismo, questa aura democristiana, questa zona grigia in qualche modo che pervade la nascita della Repubblica stessa, o meglio l'incancrenimento della Repubblica stessa. Dal punto di vista della razionalità è un po' lo stesso discorso. Io per razionalità non intendo tanto quella sorta di
lentezza burocratica e appunto magari anche più pacata, senz'altro, delle lotte di cui assistiamo adesso, dove i protagonisti sono estremamente più viscerali. La Lega ne è un esempio assolutamente, non ne abbiamo parlato finora, ma potremmo aprire paragrafi di lunghi chilometri sulla totale assenza di razionalità che pervade i leghisti, che hanno soltanto un impulso barbaro, veramente ferino. Io poi vengo da quelle terre, quindi ne vedo quotidianamente, ahimè. E più che altro mi sembra che ci sia un peccato di razionalità nei termini proprio di argomentazione, ma non solo nella politica, veramente anche nel giornalismo, per rimanere sul solito punto, sulle carature anche degli intellettuali che leggono la realtà, che mi sembrano sempre più scipite rispetto ai maestri che furono, senza fare un'apologia dei tempi che furono, però banalmente per un confronto. E per quanto riguarda l'etica, anche qua è un discorso eminentemente sociale. Sicuramente in Italia è sempre un po' mancato il collante di capitale sociale, di capitale pubblico. Siamo sempre stati una repubblica imperfetta, molto spezzettata, e che ha ereditato dalla storia frammentaria che ha avuto delle disparità locali enormi, e non parlo soltanto di grandi divisioni appunto come nord-sud, ma anche proprio di localismi, iperlocalismi, tipo che quelli della frazione sono antipatici e noi invece del paese siamo buoni, il frazionamento dialettale e così via. Quindi da questo punto di vista è storia anche passata e antica, però mi sembra in qualche modo che in questi anni abbiamo assistito a un degrado ancora ulteriore. Insomma, ci sono delle radici profonde di questi mali, di questa corda allentata già negli anni precedenti, e infatti cerco di ricostruire un po' la storia dell'Italia unitaria anche da questo punto di vista. Però l'accelerazione che è stata data in questi ultimi anni, quella spinta verso quella che chiamo la velocità del buio, è stata, a mio avviso, spaventosa. Per rispondere alla domanda sulla lentezza della luce, che è un'espressione che mi piace moltissimo, tra l'altro che ti ruberò citandoti, oddio, sì, cioè nel senso è possibile, è senz'altro possibile. Non avrei neanche scritto questo libro probabilmente se non lo credessi, e non farei neanche quello che faccio, e non cercherei neanche, pagandolo a prezzo di dolori di fegato, di essere retto e civile e giusto nella mia quotidianità. Però io ci credo fermamente, nel senso che per quanto riguarda l'uomo Berlusconi, le leggi della biologia ci confortano, nel senso che è esposto al decadimento fisico come chiunque altro, e quindi prima o poi ci sono delle voci che girano sulla sua immortalità. A questo punto sono disposto a credere a quasi tutto, però credo che la biologia avrà il suo corso. Ma al di là di quello, adesso al di là delle battute, io credo che ci siano anche dei ricorsi storici inevitabili, e anche per molti versi questa primavera italiana ci ha dimostrato che il paese stesso, come diceva Matteotti, ha i suoi anticorpi, e in condizioni non estremistiche ha sempre saputo reagire in maniera sana. Quindi sicuramente il quietismo di chi dice stiamo andando a quel paese e continueremo ad andare sempre peggio è sbagliato. La lentezza della luce è possibile, è un lavoro pazzesco, nel senso che bisogna cominciare a lavorarci da adesso e si finisce tra non so quanto tempo, ma è qualcosa di degno per cui lottare. Penso che un'altra domanda te la debba fare un'altra giovane intelligenza che quest'anno ha lavorato per un anno all'UNESCO, al Dipartimento Libertà d'Espressione, e ha sentito quindi molto parlare dal punto di vista dell'estero di Silvio Berlusconi, perché ovviamente quando si parla dell'Italia e si parla di libertà d'espressione non si può che parlare del magnate, del come si dice in questi casi tycoon delle televisioni italiane, e del Presidente del Consiglio. Quindi darei la parola a Marcella. Ciao. Io volevo chiederti, allora quest'anno si è assistito praticamente a una serie di rivoluzioni in tutto il mondo. C'è stata la Tweet Revolution, ci sono state le rivoluzioni del pane, c'è stato il movimento degli indignados, si è parlato tantissimo, sono stati scritti tantissimi saggi al riguardo. C'è stato anche un piccolo pamphlet in Francia di Hessel, Indignez-vous.
In un articolo, quest'anno il The Economist è andato giù pesante nei confronti dell'Italia e di Berlusconi, ci è andato davvero molto pesante, è andato pesante anche nei confronti degli italiani. E il The Economist si chiedeva una domanda che mi sono posta anch'io tantissime volte: perché in Italia questa rivoluzione, nessuno spiraglio di rivoluzione avviene, o meglio, c'è stato qualche accenno adesso nelle ultime elezioni di movimenti giovanili con anche il referendum, però che fine ha fatto l'intelligenza italiana giovanile? Si è estinta come il 1984, dove ormai è morto anche l'ultimo, o rimane nascosta, o il berlusconismo con le sue televisioni le ha praticamente ormai rassegnate? E soprattutto, perché in Italia invece si ha paura degli indignati? Mi aspettavo questa domanda e la temevo in qualche modo, perché è particolarmente delicata. Allora, la prima risposta, la più elementare e brutale: perché non abbiamo ancora fame. Quando avremo fame veramente, qualcuno si darà fuoco, come è sempre successo, e qualcun altro morirà e qualcun altro cambierà. Questa è la risposta molto banale e terra-terra, però da cui veramente partono molte direttive. La seconda risposta, un po' più complessa, è che abbiamo una storia che non è di per sé particolarmente rivoluzionaria, non abbiamo delle grandi rivoluzioni popolari alle spalle, benché abbiamo delle grandi forme di aggregazione popolare alle spalle durante la Prima Repubblica, che però è una cosa diversa, che sono sempre rimaste in ambito politico e partitico. Le forme di eversione verso il potere in Italia sono state forme di terrorismo. Io credo che il capitolo del terrorismo degli anni 70 non sia ancora stato per nulla ben compreso e digerito da questo paese. La domanda sui giovani, in particolare, mi tocca anche molto da vicino. Perché io non prendo un forcone e vado a Montecitorio? Perché dovresti inforcarli tu. Perché la risposta mia personale è perché avrei il terrore dopo 5 minuti di ritrovarmi solo col forcone in mano, nel senso che se anche andiamo in 400 ho il terrore che dopo 10 minuti c'è quello che scende a patti. È un po' l'enigma del prigioniero di Nash. In qualche modo. Il che non significa che io non nutra per nulla fiducia nei miei contemporanei o nell'Italia stessa. Ne nutro poca, ecco, diciamo, questo sì. Però non è che non ne nutra, è che credo sia un fattore veramente comune. Cioè, nel senso, esattamente come io mi sento solo, tanti altri si sentono soli. E c'è un ultimo fattore da considerare, che è un fattore di cui molti pochi parlano, ma io credo che la nostra generazione abbia avuto un vantaggio di essere stata per molti versi educata, nonostante il berlusconismo, almeno nelle sue menti migliori, che vengono spesso frustrate da quella precedente, educata a degli ideali civici molto alti, nel senso che prima di ricorrere alla violenza ne deve passare tantissima di acqua sotto i ponti. Quello che mi fa una paura maledetta è che per certi versi questi tempi sono estremamente violenti e sembrano in qualche modo chiedere della violenza. Quando senti Borghezio, la tua reazione qual è? Quella di volergli tirare un pugno fortissimo sui denti. E questo è il grande paradosso dell'Italia, dell'Europa contemporanea. Essere dei paesi che potrebbero risolvere in maniera totalmente civile, totalmente civica e democratica dei problemi senza avere fame, perché non abbiamo fame, non sappiamo neanche cosa voglia dire avere fame, e invece si comportano politicamente come dei paesi retti da dittatori che governano da 10 anni e affamano la popolazione. Qual è la risposta a tutto questo? Non lo so sinceramente. Io credo che l'unica cosa che possiamo fare noi, e che io cerco di fare, è di dare un minimo di esempio di rettitudine in questo senso. Se poi un giorno bisognerà davvero prendere i forconi, vedremo. Io vedo che c'è un'altra domanda là sotto, quindi nonostante siamo fuori un po' i tempi televisivi, io qua, finché c'è il dibattito che è fervente, sono ben accette. Sarò brevissimo. Anch'io. Volevo sapere se secondo te ci sono, che ruolo hanno avuto, se questi soggetti esistono, gli altri attori politici in questo fenomeno del berlusconismo.
soprattutto la seconda domanda, diciamo, collegata a questa, se diciamo resterà qualcosa, cosa resterà di questa epoca, di questa seconda repubblica? Vorrei capire, secondo te, se c'è qualcosa di salvabile o se non c'è nulla. Urkan, bella domanda. Prima parte della domanda, oddio, poi io non è che sia tutto questo grande esperto di politica, quindi prima parte della domanda, non mi pare che ci siano state delle figure ispirate. Io ricordo sempre con gran piacere, avevo 12 anni all'epoca, ma l'ho studiato, la figura di Scalfaro. Quella veramente mi è rimasta come una figura particolarmente importante di quegli anni molto difficili. Nella contemporaneità non vedo figure, non vedo Ettori appunto in grado di resistere ad Achille, e questo è ovviamente uno dei problemi che il centrosinistra si porta avanti a decenni, ma tutto questo potremmo andare avanti per ore citando battute di Spinoza.it e non lo facciamo. Cosa rimarrà di questi tempi? Ottima domanda. Non so, io credo rimarrà un enorme senso di scoramento e un enorme senso di inquietudine. Nella migliore delle ipotesi guarderemo a questi tempi come quelle grandi steppe deserte da cui poi sono fiorite delle cose inaspettate e meravigliose. Nella peggiore delle ipotesi li guarderemo come l'inizio della desertificazione. E io, che pure sono abbastanza scettico e pessimista di natura, mi piace naturalmente più credere nei fiori che nel deserto. E in qualche modo chiudo con questa immagine che mi piace. In qualche modo questi anni, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista professionale, sia anche dal punto di vista mio personale, della mia storia personale, di quanto in questi anni ho dovuto soffrire per tanti motivi, sul piano sentimentale, sul piano lavorativo e sul piano umano. È un po' come se un enorme incendio fosse divampato a casa mia e all'improvviso tutte le cose che da bambino mi sembravano un po' scontate, no? Dicevo prima della nostra infanzia felice, fossero andate completamente a fuoco. Allora arriva un punto in cui uno si domanda cosa salvare da questo incendio spaventoso, da portare avanti, da portare per il futuro e da regalare in qualche modo ai figli che non ho e che forse non avrò mai per molti motivi. Ci sono dei giorni in cui penso che salverei qualche libro, ovviamente, per la loro fragilità e la loro scarsa resistenza al fuoco. Ci sono dei giorni in cui, preso dall'oscuramento, penso che non si salvi nulla, che bruci tutto. Sono stati anni talmente brutti e orrendi che non meritano niente. In realtà la risposta giusta la diede Jean Cocteau. Suona così: se un incendio brucia la mia casa, quello che vorrei portarmi via è il fuoco. Bene. E dunque, se non ci sono altre domande, a questo punto io inviterei il nostro attore Peppe Innocente a leggere la chiusura Portati il leggio con te e quindi chiudere la serata con quest'ultimo passo di questo splendido saggio di Giorgio Fontana, e poi affiderei i consigli per gli acquisti non a me ma a Massimo Muglia, che in questo caso farà venditore. Io sono un buon venditore. E allora fai una cosa, mentre si aggiusta il leggio Peppe, dai il consiglio per gli acquisti e poi chiudiamo con questa splendida lettura. Sì, recuperiamo allora questo piccolo tempo morto, vero Giuseppe? Invitando, che dire, a chi vuole un'Italia migliore, chi vuole superare Berlusconi. Non ha importanza se lo vogliono superare con un Ettore, con uno della sua tribù, l'importante è superarlo e superarlo bene però. Io dico che non può non leggere questo libro, La velocità del buio di Giorgio Fontana, e anche un consiglio di leggerlo, ti sto parafrasando, a tutti coloro che pensano che una madre che consiglia alla figlia di andare a letto con un uomo di potere è una delinquente. Grazie. Grazie. Prego Peppe. La vera ferita su cui premere il dito, il vero dolore di questi anni è proprio questo: la sempre minore aderenza fra pensiero e fatti, lo scollamento del reale veicolato dalla perdita di valore della verità. Donolo arriva alla medesima conclusione svelando un accoppiamento fatale tra crisi cognitiva,
chiamiamola analfabetismo sociale, e crisi normativa, analfabetismo delle regole. Il berlusconismo altro non è che la legittimazione di questa doppia crisi. L'idea che non ci sia anzi niente di critico in questo e che la defezione di massa sia la sola forma comportamentale adeguata. Al contrario, pensare alla crisi degli ultimi anni come un problema cognitivo significa assumersi una responsabilità civile molto forte. Significa non scaricare le colpe su eventi globali, ma in primo luogo riconoscere che alla radice delle singole crisi c'è un nodo etico e normativo. Questo naturalmente non esclude i dati più brutali della situazione, al contrario, li riassume lungo le linee di un orizzonte comprensivo. La colpa, prima ancora di qualunque congiuntura, è nostra. Bene. Vi ringrazio tutti gli intervenuti, io ringrazio come sempre Medeo di Capalunga, ringrazio Vanessa Castronovo che ci tiene la comunicazione, ringrazio Massimo Muglia per l'opportunità che ci dà, ringrazio ovviamente Giorgio Fontana per quello che ci ha detto e ringrazio tutti voi che siete intervenuti e che con pazienza avete aspettato la fine di questa serata e che soprattutto siete intervenuti con solerzia dando begli spunti dialettici. Appuntamento quindi per la prossima settimana con Paolo Sortino, Elisabeth Edizione Inaudi, giorno 5 agosto, venerdì, alle 19:30 all'atrio del Teatro Pirandello. Vi ringrazio a tutti, buona serata. Grazie.